Medici che se ne vanno, una sconfitta per la sanità e per i cittadini che noi rappresentiamo e per i quali siamo molto preoccupati. Medici che se ne vanno nel privato e lasciano il servizio pubblico sguarnito di professionalità importanti e della possibilità di tutti i cittadini di accedere a cure sanitarie in tempi adeguati e tempestivi a seconda delle patologie di ognuno. Questo è il commento della coordinatrice Will Vicenza alla notizia che il primario di neurologia Francesco Perini lascia il San Bortolo per lavorare in una struttura convenzionata. Si allunga la lista dei medici che abbandonano le strutture ospedaliere venete, commenta, un'emorragia che tra 2019 e 2021 ha riguardato in Veneto circa 1500 medici. Un problema su scala nazionale, sottolinea il sindacato che lancia un appello al governo per dare risposte al territorio affinché la sanità ospedaliera pubblica torni ad essere attrattiva. L'appello della Will al governo è che ci sia una concentrazione su questo problema. La Regione si sta dando da fare, ma ovviamente deve trattarsi di una politica nazionale intesa a finanziare, a dare risorse per la sanità in termini di contratti, in termini di assunzione di personale, perché questo è indispensabile per garantire il diritto costituzionale alla salute di tutti.